Con il sindaco Franco Vitale di Rosolina chiediamo al sindaco che lavori stanno facendo a Rosolina Mare, in Piazzale Europa. Abbiamo visto le ruspe in demolizione, quindi vorremmo saperne di più. Allora, buona serata a tutti. Niente, con grande piacere posso dire che sono iniziati i lavori dopo 10 anni di attesa per la riqualificazione di quel fabbricato che è vicino alla fermata dell'autobus. È ancora una richiesta che risale, come ho detto prima, 10 anni fa con la legge del piano casa. Ora praticamente verrà fatto un nuovo fabbricato dove sorgeranno delle attività commerciali con qualche appartamento nella parte superiore. Assieme a questo posso dire che con orgoglio abbiamo attivato anche l'attività per la sdemanializzazione di tutto Piazzale Europa, e questo è un altro processo molto lungo che adesso siamo a buon punto e spero che prima della fine del mio mandato si possa dire la parola fine per poter mettere in atto quello che da tanti anni Rosolina Mare e tutto il delta del Po sta attendendo, appunto con il processo di sdemanializzazione, dove tutto il comparto di Piazzale Europa verrà riqualificato con la messa in vendita da parte dello Stato e riqualificare tutti i fabbricati e quindi dare la giusta rinnovamento a questo cuore pulsante della nostra località di Rosolina Mare. Presumibilmente i lavori quando inizieranno dopo la demolizione e quando riuscirete a finirli? Allora, i lavori che sono iniziati adesso avranno circa un 5 o 6 mesi di tempistica, perché l'impresa si è già organizzata, la proprietà si è già organizzata e quindi sicuramente sarà un cantiere di quelli H24 proprio per cercare di arrivare per l'inizio della stagione o a metà della stagione che sia già opera ultimata. Io vi saluto, vi ringrazio e quello che ci tengo a dire: teniamo ancora duro con questa zona rossa e la mia piena solidarietà va a tutte le attività commerciali che ancora una volta sono state toccate nel sistema della sicurezza sanitaria, ma questo deve essere uno sforzo che tutti noi dobbiamo sapere accettare proprio per il bene comune, e quello che invito di rispettare le regole, perché il sacrificio di tutti deve portare a liberarci una volta per tutti con i vaccini che ci aiuteranno per la salute di noi, di tutti i nostri figli che potranno tornare liberamente a correre e a giocare nei campi, sulle spiagge e sulle montagne. Quindi teniamo duro e un abbraccio a tutte le attività economiche.